Di posizione del consigliere del Partito Democratico Bonfante, che dice: nel 2010 avevo presentato un disegno di legge, è stato insabbiato. Ora portiamolo in aula, discutiamolo e approviamolo prima che finisca il mandato. Un disegno di legge regionale sul lavoro c'era, pronto dal 2010, avrebbe risolto molti problemi. Ne è convinto Franco Bonfante, che attacca la maggioranza in consiglio regionale, responsabile, a suo dire, di aver insabbiato la proposta. Per il consigliere democratico è stata persa un'occasione importante per dare la prova di come il Veneto sia una regione all'avanguardia. Prevedeva un premio alle imprese che trasformino il lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, cioè quello che sta facendo oggi il governo Renzi. Quindi il Veneto ha perso una grande occasione di essere una regione all'avanguardia. Così come se c'erano delle previsioni per i precari della scuola. Anche qui sappiamo che dal 2015 saranno assunti i vincitori di concorso, i 149.000 precari della scuola vincitori di concorso finalmente, e anche qui era previsto una norma regionale che andasse incontro a queste esigenze. Nonostante il poco tempo a disposizione prima della fine della legislatura, Bonfante invita i colleghi della maggioranza a ferro fini a fare un passo indietro e tornare sul testo proposto 4 anni fa, perché ci sono proposte contenute nel disegno di legge che potrebbero rivelarsi valide. Il microcredito fino a 30.000 euro per ricercatori o giovani laureati che abbiano delle idee, quindi un microcredito della regione che permetta loro di in qualche modo mettere a frutto queste loro capacità, e per esempio un ammortizzatore sociale per i piccoli commercianti e i piccoli artigiani, a queste figure a cui nessuno pensa mai, che possono chiudere il negozio, che possono chiudere il laboratorio, che possono trovarsi in difficoltà perché vicino hanno un centro commerciale, e nessuno pensa che abbiano bisogno di un aiuto nella fase di transizione, per esempio anche con dei corsi di formazione o con delle riconversioni. In vista delle regionali del 2015 nel Partito Democratico regna l'incertezza, non si scioglie